Amici bellini, eccoci qua. Andiamo a parlare di questa partita con un po' più di serenità, perché i 3 punti portano serenità, però nell'analisi cerchiamo di vedere un pochino tutte le cose, sempre con la massima obiettività nel possibile dei tifosi. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Fiore Marro e a tutti i nuovi iscritti che veramente siete tanti e siete veloci i nuovi, quindi io mi devo presentare con i nuovi che magari... Io sono Valerio Fluido, da New York, mi piace parlare del calcio e del Napoli nello specifico e vi chiedo i like, non è niente di che, voi lasciate un like sopra il video gira, ci divertiamo e la community mi aiuta ad analizzare in post partita a caldo, poi ci dobbiamo svegliare con calma il giorno dopo e fare le analisi e spero di potervi portare un po' di screenshot, che magari qualcosina che non è stata ancora detta. Quindi noi siamo pronti a spostarci nella situazione degli screenshot, cominciando con questa cosa qua che è a fine primo tempo, dove Candreva si è un po' afferrato, si vede il capitano qua intasatissimo, Di Lorenzo molto teso, molto nervoso. La partita l'hanno sentita, ora al di là il derby, non il derby, ma è una partita che il Napoli doveva assolutamente vincere per tutto quello che era l'ambiente intorno, e questa partita momentaneamente ci riavvicina a posizioni vicine al quarto posto, che ci competono e che ci danno un po' di speranza. Contemporaneamente io quando in live mi scaldo, che dice ma dai stiamo là, che vi lamentate, vi renderete conto oggi con il Napoli che vince comunque c'è una freccetta in basso, perché la Lazio ti scavalca e vincendo ti scavalca subito. Può cadere il Bologna? Sì, avete visto come abbiamo, perché chi si segue tutti i video segue anche i recap di tutte le altre squadre, e vi avevo detto non è che mo il Bologna resta quarto in classifica, terzo in classifica per tutta la... Ogni tanto cadranno, perché serve un'esperienza di stare in quelle zone di classifica, e quindi siamo quindi praticamente qualcuno può cadere, ma non tutte contemporaneamente. Ecco perché è molto difficile e il Napoli deve veramente svoltare. E come si svolta, come si fanno i filotti di vittorie, così si fanno con il gioco, perché il Napoli non ha molti specialisti, ci devi arrivare col gioco e il gioco ancora un pochino latita, dobbiamo dirlo con onestà, tant'è vero che i 2 gol con la Salernitana arrivano uno da rigore e un altro da un calcio di punizione. Ma andiamo a vedere. In questo caso c'è stato a fine primo tempo una cosa inusuale, scambio di maglie a fine primo tempo tra Candreva e Kvara. Di Lorenzo si intasa un pochino, io posso andarmene per un'idea perché non ho capito, ma mi è sembrata una cosa come a dire a Candreva, dici magari tu ti scambi la maglia così, non è il momento di farlo, stiamo in una situazione particolare, lascia il ragazzo concentrato. Non lo so perché si è scaldato così tanto, ma pare che poi abbia chiesto anche scusa dopo e si sono scambiati la maglia, scambio di maglia. Va benissimo, tra 2 giocatori, uno molto esperto che aveva fatto quel gol e un altro in rampa di lancio che è Kvara, secondo me è una cosa bella. Questo è il momento in cui Juan Jesus perde palla perché sta avanzando da questa zona, ed è anche strano perché tu qua se temporeggi un pochino o hai Rachmani o puoi passarla a Di Lorenzo, se l'attaccante ti è venuto in pressione puoi fare l'altro scarico su Mario Rui, invece si va a intasare in questo imbuto, però lui sta a spalle all'avversario e nessuno gli chiama il pallone, gli chiama l'avversario, l'uomo, e gli soffia il pallone e quindi è costretto a fare il primo fallo. Questa è roba grave, anche perché Juan Jesus è un altro di quelli che sta giocando da diffidato. Se perdiamo pure Juan Jesus andiamo veramente in grande difficoltà, e qui mi è venuta quella cosa a dire perché i ragazzi non gli hanno chiamato l'uomo, perché tu puoi anche non vedere ad un certo, lo devi sentire l'avversario, però certo chi ha giocato anche una partita di calcetto sa che a un certo punto si urla uomo e tutti liberi del pallone. Non bene, qua ancora squadra un po' disunita, un po' ognuno per i fatti suoi. In questo caso mi dite voi nei commenti come l'avete presa questa storia, perché sul fallo che subisce Simeone ci sono 2 modi di vedere questo momento della gara. Il Napoli va subito, non ci credono, non l'hanno visto, non credono al fallo e quindi vanno subito ad organizzarsi per il rinvio di Ochoa. Ci credono solamente Simeone e Politano. Simeone ovviamente sa di aver anticipato Fazio e di essere stato colpito. Politano evidentemente anche si sentiva la cosa ed era pronto lì a recuperare il pallone e è pronto per battere
battere il rigore. Quindi da qui è positivo che il Napoli sia concentrato in questo momento e già pensi alla prossima, quasi come a non credere, cioè, beh, tanto non ce lo danno, oramai la stagione è così e non ci danno anche le cose così. Quindi è positivo che sono concentrati e non escono dalla partita. Tu fai, gioca, se poi c'è il rigore ti organizzi di conseguenza. Contemporaneamente un'altra delle cose che spesso ci manca è avere quella veemenza anche nel far valere le proprie ragioni. Quando sai che c'è un fallo, tutte le altre squadre del mondo, anche se non vedono, a prescindere vanno ad accerchiare gli arbitri, vanno a creare delle situazioni dove poi ti costringono almeno ad andare a controllare. Sicuramente il VAR si sveglia e va a vedere qualcosa che magari c'è o non c'è. Quindi anche in questo c'è un lato positivo e un lato non positivo dell'atteggiamento dei calciatori. Il ghigno del boss al pareggio Napolitano manterrà questo ghigno quasi per tutta la partita, ogni volta che veniva inquadrato. Il ghigno sarà lo stesso al finale della partita con la vittoria. Interpretatemelo voi questa faccia di Sapais, insomma, la famosa frase del presidente Sapais. Questo dovrebbe essere il momento subito dopo un tiro di Caiuste che finisce di poco fuori, e qua proprio Mazzarri come a dire: ma allora non vuole proprio andare, partita stregata, eccetera eccetera. E insomma, io, lo sapete, cerco di essere il più obiettivo possibile. Per quanto riguarda questa partita nello specifico, primo tempo per me maluccio, non si sono creati tanti presupposti e quindi non eravamo soddisfatti. Però questa era una partita dove dicevo, in qualche modo la devi portare a casa e vincere, con fortuna, con caso, con i nervi, con la foga. Poi arriva il risultato. Nell'analisi poi vediamo che comunque nel secondo tempo qualcosina si è migliorato, anche con il cambio di modulo, che adesso analizzeremo. E di questa partita mi piace di più la partita che non il post partita, perché nel post partita Mazzarri parla di una squadra che gioca benissimo, che ha sbagliato solamente il Torino e nessuno lo contraddice. Quindi io, più che prendermela con Mazzarri, me la prendo sempre un pochino di più con quelli che gli devono fare le domande e gli devono mettere di fronte la realtà, perché mi sembra un allenatore che è comunque fuori dalla realtà quando dice delle cose, e sempre il dire sempre al primo tiro però ci fanno gol, sempre questa cosa, ma dite, siamo sfortunati, noi giochiamo benissimo e siamo solo sfortunati. Questo non ti tira fuori dalle sabbie mobili. Quindi mentre mi auspico una crescita, perché la crescita in campo può avvenire grazie ai giocatori, abbiamo visto che le hanno le capacità di uscirsene, se sono convinti e concentrati. Fuori dal campo la comunicazione, lui ci può dire quanto vuole lui, che è cambiato, che non è più lamentino, che ha fatto un corso di simpatia oltre ad aver studiato il 4-3-3, anche soprattutto arrivati ad una certa età non si cambia. E Mazzarri è quello che è e resterà quello che è. Questa è la mia opinione. Organizzazione. Io qua non so con chi me la devo prendere. La zona mista con cui si marca sui calci d'angolo è una cosa che fanno tutti. In questo caso vedete che Rachmani e Gollini si accorgono che Simi è praticamente solo, lo vedete qui, e quindi Rachmani sembra chiamare qualcuno che magari è fuori dall'area e non è chiaro chi dovesse essere. Di conseguenza si allerta Lobotka, che poteva stare su questo uomo in questa, può essere pure che le sue mansioni in questo tipo di marcatura è di essere libero e di andare sugli uomini che si muovono a disturbare, perché non è la prima volta che Lobotka deve bloccare i famosi terzi tempi degli attaccanti e poi gli altri devono guardare la palla e attaccare la palla. Quindi in questo caso Lobotka capisce, allertato anche dagli altri, che deve andare a prendersi Simi, che non se lo sta prendendo nessuno. Però Lobotka è così e Simi è uno dei giocatori più alti della Serie A, quindi è un illogico che lo debba fare lui. Però bene che qualcuno lo faccia, insomma, che Simi non sia libero. Quindi come vedete Lobotka si attacca a Simi e comincia a seguirlo nei movimenti senza palla. Però questo cosa comporta? Che si libera un altro giocatore della Salernitana che è completamente libero e noi dobbiamo fare il blocco nell'area piccola, ed è chiaro, però non siamo bravissimi nel terzo tempo nell'attaccare il pallone, quindi sarebbe bene avere un pochino più il contatto con gli avversari, perché abbiamo preso troppi gol quest'anno sotto questo punto di vista. In questo caso non c'è problema, perché
la Salernitana la muoverà corta, cioè fanno muovere il pallone, quindi non arriva il pallone in aria. Questa è una cosa che mi manda ai matti da sempre, da quando andavo allo stadio in Serie C, da quando andavo a vedere da bambino, senza capirne niente di calcio. Una cosa che non ho mai sopportato è il non avere schemi e idee sulle rimesse laterali. Troppo spesso il Napoli, storicamente, proprio veramente da quando ero piccolo, rimessa laterale, palla persa è come dare la palla agli avversari. In questo caso guardate, c'è una voragine, cioè qui Di Lorenzo a chi la deve dare? Nessuno si muove, questo va in avanti, questo qua sta qua, questi stanno lontanissimi, si deve muovere l'unico che si muove, nonostante sia un fantasma, nonostante sia fuori oramai dal progetto, l'unico che veramente si muove sempre, fa la finta e poi rientra verso il pallone e ha la tecnica per toccarglielo di prima a chi batte la rimessa è Zielinski. Quando manca Zielinski nelle rimesse siamo sempre costantemente in difficoltà, pochi uomini si prendono la responsabilità di farsi vedere e di ricevere il pallone. Questa è l'immagine di Demme che più mi piace, perché le abbiamo viste tutte, no? Demme ha avuto un impatto incredibile sulla partita, uno dei miei giocatori preferiti, l'uomo che ci aiutò nel momento tragico dove non funzionava niente nel passaggio da Ancelotti a Gattuso. Lui, giocando da giocatore semplice, aggiustò da solo un centrocampo, poi l'alternanza con Lobotka, poi si perse perché arrivò l'infortunio e anche con Spalletti non ha mai utilizzato. Questa immagine è l'immagine di chi, questa è la cazzim, non è fare il fallo, questa è la cazzim veramente, cioè il capire il momento, stai in vantaggio, hai preso una spintarella, sei in volo su un colpo di testa, hai preso una spintarella diciamo di gomito sulla schiena, il fallo c'è, tu non solo però sai che hai subito il fallo, si fa due o tre rotolate alla Neymar, si tocca anche in testa, tutte cose che io odio, siamo chiari, tutte cose quasi di simulazione che io contesto e odio e contesto ai miei, ma in questo momento, in questo preciso momento storico, io devo vedere queste cose qua dai giocatori. Questo significa anche tenerci e avere andare anche oltre quelle che sono le caratteristiche logiche del Napoli, che non si lamentano mai, che non protestano, che non simulano mai. Una volta tanto lo voglio vedere, perché voglio vedere la volontà di uscirsene e di arrivare al risultato fondamentale, vitale per questa cosa. Serviva recuperare altri 2-3 secondi, la Salernitana stava facendo simulazioni, si buttava a terra per interrompere il gioco e fare il non gioco. Qua Demme si vale il voto va anche per l'assist, ma qua Demme ha insegnato qualcosa ai suoi compagni ancora di più, oltre alla sua professionalità, e ogni tanto lo devi, perché fessi no, perché se lo fanno tutti e tu sei l'unico che resta fesso soccombi, e invece no. Facciamo anche, sottolineiamo questa cosa come cosa positiva per una volta. Non voglio sapere niente. Si era rimesso la giacca Mazzarri, perché poi a un certo punto se l'è tolta ed è arrivato ovviamente il gol in zona Mazzarri. Però poi dopo gli vieni dalla stetta, è finita. Non si cambia, non si può cambiare, specialmente arrivati a una certa età. Non si cambia, quello che sei, quello sei. Piaccia o no, funzioni o meno, è lui. A fine partita, e qui non so il perché, Di Lorenzo era tesissimo, mentre tutti quanti i sorrisi, gli abbracci, i complimenti a Rachmani, ognuno si diceva una cosa. Di Lorenzo non so chi stava cercando, era ancora tesissimo. Ed il capitano veramente sta sentendo il momento, perché ne ha viste di tutti i colori, prima dello scudetto, poi si è goduto l'essere il capitano dello scudetto, adesso è il capitano di una stagione molto difficile, era tesissimo Giovanni, e gli mando un abbraccio ideale per l'uomo che è, in un momento di grande difficoltà, insomma il ritiro lo accetti, devi difendere i tuoi compagni, perché poi Rachmani ha parlato, noi non siamo contenti di questo ritiro e non funzionano queste cose, non è che poi abbiamo vinto per il ritiro, quindi è un momento veramente delicato per il capitano e speriamo che ne esca, anche perché tutto questo intorno gli toglie energie dall'essere il giocatore che deve essere, e purtroppo il capitano deve avere anche questa responsabilità. L'arcobaleno di Candreva viene dopo un intervento un pochino morbido e non avveduto di Politano, che esce con troppa leggerezza su Candreva, che sposta il pallone in un attimo e da questa zona si inventerà un gol bellissimo, solo negli occhi non lo so, perché
perché però era veramente difficile per Gollini. Candreva questi colpi ce li ha, e quindi tu non devi, sapendo che il giocatore hai davanti, non devi andargli con foga così, ti sposta il pallone e tira, devi temporeggiare, devi allontanarlo, non gli devi dare il destro, altrimenti veramente è come regalare una punizione a Pirlo per il momento della carriera di Candreva. Non è la prima volta che fa questo gol, non è il gol della domenica. Candreva questi gol li fa anche spesso, mentre Cajuste questi gol non li fa, o meglio, dagli highlights che abbiamo visto non abbiamo visto grandi gol dalla distanza. Ma il Napoli continua a seguire il consiglio di Mazzarri e sta tirando molto di più da fuori, il che è qualcosa che fa piacere, perché quando non trovi le soluzioni ogni tanto provaci anche da fuori, però non siamo degli specialisti in merito e purtroppo si vede. In questo caso il tiro di Cajuste non finirà lontano dal palo difeso da Ochoa. Peccato, perché poi ci ha provato Gaetano nel primo tempo, ci ha provato Kvara dall'interno anche. Purtroppo questa soluzione del tiro da fuori è una soluzione un po' disperata. Il Napoli di solito c'è sempre arrivato con il gioco, col palleggio, con il fraseggio e con i cross, perché i cross stanno assolutamente mancando. 58esimo, era entrato Raspadori da 2 minuti, e qua vi volevo far vedere un pochino come, perché non era chiarissimo come si era messo il Napoli in campo, però da questo sviluppo si capisce abbastanza che il Napoli ha questa difesa a 3, i 2 mediani più vicini, poi questo è Politano, e in questa zona dietro di me un po' più avanzato ci dovrebbe essere Mario Rui, quindi un 3-4-2-1 con Raspadori e Kvara dietro Simeone. Una situazione classica mazzarriana che può anche funzionare, perché dai un pochino più di libertà a Kvara. E secondo me qua io sono con Mazzarri, sono pro Mazzarri. Se sai bene, se puoi comunicare più sviluppo di gioco con un modulo che ti è più congeniale, che conosci molto meglio, perché no? Non ascoltarlo il presidente. Arriveranno anche risultati così, se ti rendi conto che la situazione che si sviluppa meglio. Ma fallo, io ti difenderò. Poi il presidente, vediamo, ma il presidente non si può mettere in condizione di dire devi fare per forza il 4-3-3 perché sennò ti caccio pure a te. Non lo può fare, quindi vai liscio, Walter, vai liscio, e io a questo punto ti difenderò. Se funziona, e andiamo a vedere quello che si può fare di diverso, perché questi giocatori hanno bisogno anche di un po' di stimoli, di stare sul pezzo e di studiare qualcosa di nuovo. Possono anche divertirsi a sviluppare in maniera diversa, visto che il 4-3 non sempre ti porta le soluzioni, e anche in questo caso i gol arrivano da calcio da fermo, però nel secondo tempo si è sviluppato un po' meglio, e nei presupposti poi serve anche l'ultimo passaggio, serve il capire, serve avere l'istinto, la qualità di poter fare la cosa giusta, e qua Cajuste se fa così Simeone arriva a impattare praticamente a colpo sicuro, e invece in questo caso andrà a fare un colpo di tacco per Raspadori, poi l'azione non si sviluppa, non è il massimo. Ultimi 2 screenshot, che mi piace sottolineare l'azione di Zerbin, che in questo caso nel finale salta l'uomo secco, ragazzi, fa ammonire l'avversario, e questa è la punizione che poi porterà al gol di Rrahmani. L'impatto di Zerbin è stato straordinario, al pari di Demme. Poi può non piacere, poi sappiamo che il Napoli non può avere Zerbin, Demme, Gaetano, eccetera eccetera, però ad oggi dobbiamo valutare prestazione per prestazione, e se ci sono ragazzi che hanno più fame, che hanno più impatto, che non hanno la pressione di quello che è stato fatto l'anno scorso, e facciamoli giocare. Io mi rendo conto che qua tutti sfruttano questa cosa, ha messo Zerbin al posto invece di mettere Lindstrom, e se la prendono con Mazzarri. Io sotto questo punto di vista invece non me la prendo con Mazzarri, e mi rendo conto che Zerbin probabilmente ha più impatto, ha più forza fisica, non avrà grandissima qualità, ma l'impatto sulla gara l'ha avuto, ed è grande merito della vittoria del Napoli va anche a Zerbin. Accettatelo, lo dovete accettare. E l'ultimo screenshot, questa immagine ha fatto il giro del web, la reazione di Kvara
che ricorda uguale la reazione di Zielinski al gol di Raspadori contro la Juventus. Tanti incroci del destino, perché ieri era il 13 gennaio, dove l'anno scorso il Napoli fece 5-1 contro la Juve, una vittoria completamente diversa che comunque fa esplodere i tifosi di liberazione, e la liberazione è in questo gesto di Kvara che al gol di Rachmani si lascia andare e dice è andata, è fatta. E in questo caso vedi, è uno che non è riuscito ad essere lui decisivo, ma la sente la partita, la maglia la sta onorando, la sta sudando. Molto spesso si vede che deve prendere lui la situazione in mano perché i compagni non sviluppano bene, non si creano i presupposti, e allora palla a Kvara e lo salto l'uomo, magari ne devo provare 10 di dribbling, 5 mi riescono e creo dei presupposti. Stava facendo 2 gol, uno più bello dell'altro, con la serpentina, lo scambio con Zerbin, e poi la serpentina personale che poi è stato deviato. Prendetevela con Kvara, il più giovane della cucciolata. Io continuerò a difenderlo sempre. E ci spostiamo con l'analisi tattica per vedere un pochino di numeri di SofaScore, per arrivare a fare le pagelle. Ho letto 2 o 3 pagelle con voti completamente diversi, cioè qualcuno ha dato 7 e qualcuno ha dato 4 allo stesso giocatore, qualcuno ha dato 8 a Kvara, qualcuno gli ha dato 5. Veramente è interessante, cioè la partita è la stessa, dovremmo aver visto la stessa partita, però ognuno vede il calcio a modo proprio, quindi se voi non siete d'accordo con me va benissimo, parliamone. Vuol dire che il calcio è veramente una di quelle poche materie che non sono oggettive e ognuno la vede. Io ho visto per esempio una buona partita di Juan Jesus, molti gli hanno dato no 4, quello è proprio scarso, però se dite quello è proprio scarso non state valutando la partita, state valutando il calciatore, e lì io posso essere anche d'accordo con voi. Per a un certo punto ci sono stati un paio di scorribande della Salernitana dove Juan Jesus in 1 contro 1 ha fermato la situazione, altrimenti Gollini doveva fare un'altra parata. Non è uscito negli highlights la parata di Gollini, ma noi la sappiamo. Nel analizzare ovviamente gli XG, 2,19 per il Napoli, 0,12 per la Salernitana, quindi non ci fate ridere quando la Salernitana dice però meritavamo di più. Il primo tempo sì, un tiro fuori di Jomberg, un tiro parato di non lo so, però avete fatto poca roba. Però c'è da dire con onestà che il 2,19 del Napoli si crea con il rigore di Politano che già vale 0,79 su SofaScore, e poi questo tiro di Simeone che già da solo vale 0,31, ma questo tiro di Simeone parato da Ochoa non vale per me, perché Simeone era in fuorigioco, quindi avesse segnato sarebbe stato annullato tutto. Ovviamente l'azione continua, quindi non è stato chiamato quel fuorigioco, ma sarebbe stato annullato, quindi per me vale di meno questo presupposto. Il gol di Rachmani, essendo in mischia, non vale tantissimo, però è abbastanza ravvicinato. Poi ci sono il tiro di Kvara da molto vicino che valeva già 0,41, quindi le occasioni del Napoli sono state pochine, che però hanno fatto salire tanto gli XG. Tantissimi passaggi, tanto possesso palla, tantissimi passaggi, arriviamo a un record, penso un record stagionale, comunque siamo ben oltre la media, 724 passaggi, il che mi piace, vuol dire che hai il controllo del pallone, che non riescono a toglierti il pallone. Quindi quando Mazzarri ci parla di riaggressione non ci azzecca niente la riaggressione, perché la Salernitana ha veramente tenuto la palla pochissima, hai dovuto riaggredire poco e il Napoli non lo sta facendo ancora bene, quindi non dirci balle, io ti difendo quando ti devo difendere, ma non dire balle. Abbastanza precisione nei passaggi, un po' qualche palla lunga di troppo, male i cross. Ne abbiamo tentati 29, sono andati a segno solamente in 5. Dobbiamo allenarci sui cross. Deve farli di più Mario Rui e di meno Di Lorenzo. Deve impegnarsi di più Kvara, deve impegnarsi di più Politano, perché avevi Simeone al centro, quindi dovevano esserci più cross e più precisi. Le posizioni medie sono nella logica, ma sono leggermente migliori rispetto al solito, perché non c'è il trenino dei centrocampisti, ma come vedete Lobotka al centro, Caiusto è un po' più a destra e Gaetano un po' più a sinistra, quindi molto meglio, perché copri meglio il campo. Però il dato che risalta di più è che tutti quei passaggi di cui vi parlavo, che è una cosa positiva, purtroppo
avvengono troppo nella tua metà campo e nella tua difesa, anche oltre la metà campo, quando il Napoli schiaccia la Salernitana che si chiude aspettandoti. Però 121 Juan Jesus, 117 Di Lorenzo, 116 Rachmani, 108 Mario Rui. Vuol dire che molto spesso se la passavano tra di loro e non c'era mai l'imbucata, non c'era mai quel movimento anche senza palla che porta a dei passaggi, e non c'è nemmeno, forse diciamolo, la qualità di fare quel passaggio che scavalca poi gli avversari. Se ce la passiamo tra di noi siamo poco incisivi. Però da sottolineare la precisione dei passaggi di Rachmani col 96%, Juan Jesus 94%, quindi i passaggi facili che fai bene, Di Lorenzo con 93%. Tutto questo mi porta a dire che, volendo fare un pochino i voti che possono far discutere, io do 7 a Gollini, perché quella parata che fa nell'area piccola salva il risultato, ed è una parata non banale, perché è una di quelle cose che Meret purtroppo non fa. Molto spesso Meret resta nei pali e non va con coraggio al limite dell'area piccola a bloccare un cross, la smanaccia bene e salva sicuramente il risultato. Quindi per me 7 Gollini, 6,5 a Di Lorenzo, do 7 a Rachmani per il gol. Ovviamente il voto aumenta. Secondo me i voti sono molto, anche in questo caso, generosi per l'importanza di questi 3 punti, non perché Salernitana, non è il valore dell'avversario che poi deve cambiare il giudizio sui voti, e l'importanza di questi 3 punti mi porta a essere un pochino più generoso con i voti. Quindi do 7 a Rachmani per il gol e anche per una partita ordinata, 6 a Juan Jesus, secondo me almeno non è insufficiente, come 6 Mario Rui, che però mi è piaciuto, come dicevo ieri in live, per aver mantenuto la karma, anche lui da diffidato. Lo sapete, Mario Rui è sempre a rischio, ha mantenuto la calma, e quindi bene Mario Rui. Caiuste, quel fatto che vi dicevo ieri, qualcosa di positivo, iniziative, però poi sbavature, passaggi sbagliati, palloni persi, però poi la voglia di fare, si buttava dentro. 5,5. Non riesco a dare né di più né di meno. Siamo lì verso una situazione sufficiente. Se trova un po' di continuità può anche crescere, però è stato anche ingenuo nel farsi ammonire. Troppi falli che dovevi gestire un pochino meglio. Poi arriva anche l'infortunio, vediamo quando lo recupereremo. 6 a Lobotka, anche lui un pochino di sbavature di troppo questa volta, cosa che invece non ci ha fatto vedere Demme. Quando è entrato Demme proprio ha cominciato a girare proprio meglio il pallone. Do 5 a Gaetano, abbiate pazienza, era l'occasione di dimostrare con Zielinski l'affaticamento muscolare, era l'occasione per dimostrare il ragazzo, io Gaetano merito, se Zielinski è un fantasma, di giocare da titolare. E questo è il momento in cui per esempio Zerbin ha colto l'occasione, Demme ha colto l'occasione, Gaetano purtroppo in questa partita non ha colto l'occasione, non è stato incisivo. 7 a Politano, che non fa una partita da 7, però quel pallone su quel dischetto quanto era pesante, e lui con grande freddezza aveva già deciso: lo tiro io e lo tiro bene e lo tiro ad allargare, quindi rigore difficile di quando sei sicuro di te, quindi importantissimo. 6,5 a Simeone, che ha lottato su tutti i palloni, non è riuscito a segnare, ma ne ha avuti anche pochi puliti da mettere dentro. Si era preso 2 rigori fondamentalmente, ce n'era anche un altro su di lui, e avere la punta mi fa stare un pochino più tranquillo. Do 6,5 a Kvara, che si danna l'anima, ancora non è riuscito a fare uno di quei gol, cioè deve ritornare a fare uno di quei gol alla Kvara. Però siamo lì, magari questa vittoria dà un po' più di tranquillità mentale, e speriamo bene. E poi questa volta voglio dare i voti anche ai panchinari. Si gioca solo 3 cambi. Mazzarri non fai cambi, Garcia. Mazzarri solo 3 slot, 3 cambi, quindi entra Raspadori al posto di Gaetano e il Napoli si schiera praticamente così. Poi ovviamente lo sapete, no? Non sono fissi i giocatori del biliardino, ma di base questa era la situazione che vi avevo fatto vedere. Con Raspadori qua, ecco perché Kvara finisce a destra, perché si muove molto Kvara in questa situazione, e quindi con questa sorta di 3-4-2-1. Dopodiché entra Zerbin al posto di Politano e anche qui cambia poco. Al massimo possiamo vederla così, visto che sono molto mobili Kvara e Raspadori, il 3
4-2-1 diventa facilmente un 4-2-3-1 con questa situazione qua, ed è facile da vedere. Dopodiché al 77esimo entrerà anche Demme al posto di Cajuste infortunato, e Demme fa tutto quello che deve fare. Di conseguenza io do 5,5 a Raspadori. Non ha trovato bene la zolla, sono cose nuove, il 2 trequartisti bisogna lavorarci, ancora non l'ha trovata, però batte lui quella punizione che poi porta al gol di Rrahmani. 5,5 a Raspadori, do 7 a Zerbin. Deve giocare Lindstrom, sì, non vedo l'ora di vederlo Lindstrom, anche io voglio vedere che cosa sa fare. Intanto Zerbin sappiamo cosa ti può dare, e questo è quello che ti può dare: mobilità, voglia, corsa, non ha precisione, non ha grande qualità, ma in questo momento serve gente che lo fa. E poi do 7,5 a Demme, perché voglio dare il voto più alto a un giocatore che è stato maltrattato da questa società, da tutti gli allenatori, che però gli allenatori facevano un po' quello che dice la società, e lui si è messo là, ha avuto 2 occasioni con Frosinone, mi era piaciuto, con la Salernitana è stato decisivo, e adesso ce lo dobbiamo ritrovare in campo. Non so se arriverà il rinnovo, non credo, ma ricordiamo che Demme entra perché si fa male Cajuste, altrimenti non l'avremmo visto nemmeno questa volta. Quindi grande rispetto per Diego Demme, e grazie grazie per i 3 punti, perché senza di lui, che si butta, lui da piccolino si butta di testa per fare quell'assist per Rrahmani, è stato importantissimo. Signori, nel frattempo ha segnato Lovric, non perché Samardžić è titolare, perché noi stiamo ancora aspettando Samardžić, perché adesso dobbiamo fare aspettiamo ancora il mercato, perché i ragazzi sono partiti per l'Arabia, la Supercoppa. Staremo sul pezzo, iscrivetevi al canale, lasciate i like finali e lasciate un emoji. What emoji, baby? The wave emoji, l'onda d'urto che ha avuto il Napoli, che ha scombussolato tutti i piani della Salernitana, che se lamentano, ma certe volte non c'è nemmeno bisogno di parlare. Io ho letto delle cose proprio, non le ho mai sentiti così veementi, le proteste da parte della Salernitana, quando poi non c'è proprio il nulla di cui parlare. Ma oramai è un trend, ognuno si lamenta, così se tutti si lamentano nessuno si lamenta, stanno tutto a posto, e i tifosi discutono, è l'unica cosa che si può fare. State sul pezzo, che io sto sul pezzo, e dovremo fare recap e dobbiamo avvicinarci a questa partita della Fiorentina, che non sarà facile. In questo momento loro hanno subito gol dall'Udinese, però dobbiamo vedere bene come va a finire. Attenzione, da New York Valerio Fluido è tutto, non la ve la devo dire, ma voi lo sapete.